Si invitano pertanto gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insegna dello sport. Tensione, stress. Io faccio spazzolone. Buonasera appassionati e tifosi di futsal, in campo la 7ª giornata del campionato nazionale di Serie A. Sulla vostra sinistra attaccherà la Cybert Laniene in completo all black, tutto nero, e alla vostra destra invece il Real Rieti con il completo rosso. Una gara molto particolare per entrambe, si può dire che è un testacoda della classifica, con il Real Rieti, anche se con una partita in meno, comunque alla vigilia, a schieramenti ancora, a partita ancora non in corso, comandava la classifica. Viceversa la Cybert Laniene occupava il gradino più basso con un solo punto conquistato in quel di Camedosso. Tutto pronto, gli arbitri stanno facendo gli ultimi controlli, cantano già i sostenitori del Rieti. Io faccio... so qua. Faccio Ancora qualche istante, l'ultimo check da parte dei direttori di gara e si comincia, inizia la 7ª giornata per Cybert Laniene e Real Rieti. Subito Villalba, circondato, aggredito anzi da Fortino che gli ruba il pallone. Inizio già molto intenso, 7 secondi, già abbiamo capito come sarà la trama. Ora Villalba l'incaricato a battere questa laterale, subito Zanchetta, uno degli ex insieme a Schinina che hanno giocato con il Real Rieti in passato, soprattutto Zanchetta con cui ha vinto anche diversi titoli, che ora prova ancora il tiro deviato da Fortino. Zanchetta che ha dichiarato di essere molto legato al club di Rieti, ma che dal fischio d'inizio penserà solamente alla Cybert Laniene. Ora Rieti prova un'uscita pressing a cercare proprio Fortino, che recupera adesso palla e scarica il capitano. Laterale, scivolata di Zanchetta che sottrae il pallone. Ora parte Villalba, grande dribbling, cerca Schinina sulla parte destra, c'è Sanna al tiro, ma c'è gioco fermo, i giocatori si fermano perché c'è De Luca a terra. Il team si va ad accertare delle condizioni del suo avversario. Non abbiamo visto la dinamica di come sia rimasto a terra.
Ad adesso il medico del Real Rieti. Lo mette qua dietro. Guarda, paura che la pallonata. Riprende ora la gara con il Rieti che restituisce il pallone alla Saibert Laniene con Zanchetta che non si capisce con Schirinà, ma arriva Villalba. Ora all'indietro per Tim, corto per Sanna, lancia a cercare Zanchetta, c'è la facile parata del portiere che lancia nel nulla, però il pallone termina in fondo. Zanchetta, Casanna, anticipo non riesce, ora può giocare il capitano del Rieti, scambia con De Luca, poi Rafael, ancora Rafael in due tempi riesce a tenere il possesso. Sale ancora l'incitamento dei sostenitori del Rieti giunti qui nonostante la pioggia e il brutto tempo. Hanno seguito la squadra in questa trasferta di Roma. Ora Jeff ricomincia con Fortino, porta palla centralmente, scarica per Rafa, il contromovimento, punta la linea, Villalba mette il pallone in fallo laterale. De Luca, Jeff di prima per Fortino che aspetta l'arrivo dei suoi, il tiro potentissimo di Jeff però termina non di molto al lato della porta difesa da Joao Tim. Ora Villalba per Sanna, ha spazio, può puntare ma ricomincia da Villalba. Adesso Rieti aspetta nella metà campo, Zanchetta, Schirina, ancora Zanchetta, prova un 1-2 con Sanna, pallone un po' impreciso. Batte Micoli, lunga a cercare Fortino che la mette giù con fatica, infatti poi il pallone va in rimessa laterale. Ecco Schirina che prende palla centralmente con Tim altissimo per uscire dalla pressione, ma Schirina cerca un lancione che termina in rimessa laterale. Jeff, Schirina in anticipo su Fortino, poi si scontra quasi con Sanna ma il pallone ancora della Saibert Laniene, all'indietro per Zanchetta, va giù Sanna, tutto regolare, ancora Zanchetta, sbaglia l'appoggio, possesso è del Real Rieti. Rimessa laterale della squadra in maglia rossa, ancora un duello sull'out di sinistra con Rafael che scarica per De Luca. Jeff, Rafael, bellissima azione del Rieti tutta di prima, Tim è attento e sventa il pericolo calciando la palla più lontano che può. 17-15 sono i minuti che mancano alla fine di questo primo tempo, gara iniziata da pochissimo ma già abbiamo visto delle azioni veramente molto belle, elaborate e una grande pressione da entrambe le squadre. Ora Villalba prova a proposito di pressione a dare fastidio proprio nell'area di rigore del Rieti e conquista la rimessa laterale. Zanchetta potente, si va a prendere un calcio d'angolo, si dispone la difesa del Rieti, Fortino chiama le marcature, la palla è alta per Schirina che è costretta a metterla giù, la restituisce a Zanchetta. Di nuovo la rimessa laterale, anzi no, l'arbitro cambia decisione, la rimessa laterale è per il Real Rieti. Micoli, centrale per Fortino che sbaglia l'appoggio, Schirina, ora un errore di impostazione. Riorganizza, dentro al campo, dentro al campo già.
Villalba fa copertura ma non può fare altro che mettere la palla in fallo laterale. De Luca sta andando a ricominciare l'azione. Ecco lo suggerimento in parallelo per Fortino, che lascia la palla lì su Rafael, che tira e guadagna un ottimo calcio d'angolo. La battuta, c'è uno schema alla palla centrale, attenta chiusura. Sarà dunque ancora calcio d'angolo. De Luca sulla battuta. Parte adesso la conclusione di Rafinha, che ha dato l'illusione del gol ma è solo esterno della rete. Sanna pressato da palla a Villalba. Ancora Sanna. Buono il pallone per Zanchetta. Ora Villalba spinto, lo tiene a distanza. Schirina. Sanna prova una giocata rischiosa, il pallone era quasi passato ma poi Villalba non è riuscito a intercettare la sfera. Ora riparte le reti con Rafinha, all'indietro per De Luca. De Luca cerca Fortino, Fortino ricomincia per Rafael, scambiano ancora i due, anzi no, ed è De Luca. Attenzione, Fortino prende palla, si gira, protegge. Arriva un fallo di Schirina e c'è il primo cartellino giallo dell'incontro e lo prende Schirina. Questo fallo, non ci sono proteste, decisione che sembra ineccepibile. Arriva adesso la protesta invece di Schirina, il posto ci ha smentito subito. Primo fallo quindi commesso dalla Saibert Laniene, posizione potenzialmente interessante, vediamo come la sfrutterà il Rarieti. Sembra andare sulla battuta Fortino. Guarda adesso la porta, segno di intesa con il compagno. C'è anche Davide però pronto. Vediamo un po'. Fischio dell'arbitro. Infatti Fortino si allontana. Davide lo scambio con Fortino. Il tiro, la parata di Tim. E Taloni poi allontana. È entrato adesso per difendere questo calcio piazzato. 15:48 nel frattempo, alla fine del primo tempo. Arriva la pressione sempre di Taloni, accompagnato da Sanna, quasi un raddoppio adesso. Scambia Iavironi al centrale, attenzione del Ferrato, quasi si impalla con Taloni e poi è costretto ad allontanare. Fischio dell'arbitro. Richiamo alla panchina della Saibert Laniene da parte del direttore di gara. Riprende la partita in questo momento con Micoli che cerca un pallone corto per Iavironi. Ora Jelovcic è entrato poco fa, cerca Rafinha. Cambiato tutti gli interpreti il Real Rieti, ovviamente ad eccezione del portiere. Team a cercare Sanna che nonostante la spinta riesce a tenere giù il pallone, a darlo al capitano Taloni. Poi del Ferraro per Schirina. Continua il possesso della Saibert Laniene che ha iniziato con un buon piglio questa partita molto molto delicata. Ora del Ferraro lascia all'indietro per Sanna, ancora lo scambio con Taloni. Sale la pressione dei Rieti adesso, c'è il lancio a cercare Taloni che riesce a metterla giù. Sanna ha spazio, prova a darla a del Ferraro che tira ma viene intercettato dagli Iavironi. Rimessa laterale Saibert Laniene, la metà campo avversaria. Cambia tutto con questo cambio di gioco Schirina. La palla arriva però già a Taloni, del Ferraro a impostare. Tiene palla adesso la squadra di casa e poi Schirina però cerca un'imbucata per Sanna ma il pallone non arriva al compagno con la maglia numero 29. Adesso il Rieti in impostazione, solida intensità nel pressing e nel possesso per entrambe le squadre. Del Ferraro batte questa rimessa per Batata. Si ricomincia da Shotim che di prima lancia Sanna un'ottima palla che
un po' difficile da mettere giù, infatti in 2 tempi non è riuscito il pivot brasiliano dell'Aniene. Azione di Jelovcic indisturbata, ma poi ha dovuto forzare la giocata, ma si è comunque guadagnato la rimessa laterale e sta andando il numero 27 Rafinha alla battuta. Mancano 14 minuti e 7 secondi. Alla fine c'è questo tiro di Jelovcic di prima, si riprenderà con una rimessa dal fondo, non c'è stata deviazione. Zanchetta, Taloni, Del Ferraro, Taloni di prima, lo scambio riesce a metà perché avevano saltato la pressione, ma il pallone poi è uscito dal campo. Ricomincia ora, rientrato il capitano del Rieti, Geffe, scambia corto, un po' in difficoltà ma riesce ad appoggiare palla al portiere. Ancora Jelovcic, suolata, doppia suolata, ma poi arriva Del Ferraro che esulta poi per questo recupero. Ora Zanchetta, Batata con molta calma può gestire ora Del Ferraro. Zanchetta sbaglia un appoggio un po' facile, regala questa palla alle Rieti, regala un possesso che la squadra laziale in trasferta gestisce alla grande. Ora Javironi prova un tiro a servire il suo compagno con la maglia 19 Jelovcic, ma il tiro esce di molto. Tim Del Ferraro, tanto continua incessante il supporto dei sostenitori del Rieti. Mentre arriva il primo fallo anche per il Rieti, quindi si pareggia nuovamente il conto dei falli, siamo 1-1. Una palla un po' vagante, ci arriva Zanchetta, poi Batata con il petto però la lascia lì per Javironi. Attenzione perché potrebbe essere un'occasione, parte Jelovcic e il tiro potentissimo però si spegne a sinistra del palo, difeso da Joe Tim. 12:43 alla fine, Micoli in possesso palla, cerca e trova il suo compagno vicino, un dribbling, l'imbucata che diventa un 1-2 velocissimo per Javironi che è già in posizione laterale, guadagna campo ora Rieti. Jelovcic, punta Batata, il tiro di Jelovcic, forse c'è stata una deviazione, infatti è così. Una gran botta di Jelovcic, ha fatto esplodere il mancino, pallone che era indirizzato all'angolino, ma Joe Tim ci ha messo la manona. Ora va a battere il Rieti, ancora Jelovcic, gira palla, ancora il tiro, viene deviato proprio sul più bello, conclusione di Davide. Ora Jelovcic è lì caricato di questo calcio d'angolo. Ecco lo schema, rimessa laterale Rieti. Geffe, Davide impegna Del Ferraro, Del Ferraro non lo molla, Taloni recupera palla, Batata, è un 2 contro 2 ma già rientra in fretta Rieti. Del Ferraro, Taloni, Del Ferraro, Zanchetta, Jelovcic intercetta il pallone. Tanto sempre un richiamo per le due panchine, un accorgimento relativo ai cambi effettuati forse in maniera un po' frettolosa. Nel frattempo qualche problema per Villalba, si riprenderà però con una rimessa dal fondo. Villalba un problema alla scarpa, allo scarpino. Villalba torna in campo e quindi riprende la partita. Jelovcic sul pallone, punta l'avversario, scarica per Rafael, testa alta Rieti, GF, rientrato anche Fortino, il pallone è per Rafael che cerca e trova Fortino e ricomincia, molta pazienza qui il Rieti, gestisce il pallone,
Rafael. Jeff sempre in fase di impostazione, tiro un po' strozzato, passaggio un po' strozzato, no, ha preso Villalba ma la rimessa è sempre per i Realieti. Jelocic centralmente da Rafael, ancora Jelocic contro Villalba, continua a tenere la pressione a uomo l'Aniene, sono molto attaccati agli avversari, mentre Rafael cerca Fortino. Fortino mette giù Schirina con un braccio, l'arbitro però non è della stessa opinione. Sanna rinviene, attenzione, qui però c'è il fallo, secondo fallo commesso dal Rieti. L'ottima chiusura di Sanna, poi viene buttato giù dentro, ovviamente da un passo dalla linea di porta. Schirina colpisce Jelocic, protestano per un fallo di mano ma non è della stessa opinione. Attenzione però perché Zanchetta ha perso un po' ingenuamente il pallone sulla pressione di Fortino, ma per fortuna della squadra di Alessio Medici la palla è di nuovo in possesso della sua squadra. Ora Villalba, duello tra i due numeri 11 contro Rafael. Villalba perde palla, Jelocic prova il tiro con il destro e guadagna un ottimo calcio d'angolo. Quando siamo arrivati al 10 minuti e 36 dalla fine, siamo quasi a metà di questo bellissimo primo tempo, ancora secco di gol, ma le due squadre già hanno fatto vedere parecchie cose molto molto interessanti, soprattutto a livello difensivo. Ora pallone di Jeff è buttato un po' in mezzo, non ci arriva nessuno, si riprenderà con una rimessa laterale per la Saibert Laniene. Schirina dialoga con Zanchetta per fare uscire un po' la pressione, arriva Villalba, chiama il sostegno Zanchetta, pallone lungo, linea per Villalba, attenzione perché può uscire il portiere Micoli, che infatti arriva in anticipo e manda il pallone in fallo laterale, già battuto, occasione però già sprecata. E il Rieti può di nuovo impostare sulla pressione però di Sanna, che restituisce il pallone al portiere, e per un momento Sanna aveva fatto venire i brividi qui al Pala Tulip. Tim cerca ancora Sanna, la prende però Jeff e ora Raffaella ha spazio. 10 minuti in questo momento, Fortino per Jeff, Tim ci arriva in spaccata e poi non è fallo, non c'è nessun intervento, semplicemente prendendo il pallone Zanchetta poi è anche scivolato, quindi si riprende con la rimessa laterale. Zanchetta chiama Joe Tim, che comunque ha piedi per impostare, restituisce il pallone. Zanchetta, la deviazione, il pallone arriva a Fortino, punta la difesa giallo-nera, Fortino poi il tiro non esce di moltissimo. Mentre a 9 minuti e 37 Alessio Medici spende il time out. Ricomincia in questo istante, dopo il time out chiamato da Alessio Medici, il primo tempo tra Saibert Laniene e Real Rieti, squadre ancora ferme sullo 0-0, 9:26 alla fine. Viene fischiato un fallo adesso a Sanna.
Ritorna nuovamente pari il conteggio dei falli, 2-2. Questo fallo ha generato non poche polemiche qui al Palatulib. Rafinha, Fortino si gira molto bene, cerca poi l'imbucata, ma Sanna è attento e copre. Poi Villalba con un po' di rischi, scusate, Zanchetta con un po' di rischi dà palla a Jotim. Ora Sanna perde un pallone velenoso, c'è subito il tiro fermato dal ginocchio di Zanchetta. Rafinha batte questa rimessa laterale e ritorna direttamente a Giuseppe Micoli, che lancia adesso una palla tesa ma lenta e prevedibile, quindi Jotim la fa uscire. Ora Villalba ricomincia da Schinina, anzi no, una finta. Schinina ancora per Villalba, indietro per Zanchetta, palla alta a superare la difesa, arriva Micoli attentissimo, spazza direttamente sopra la porta di Jotim. 8:33 alla fine, ancora sul punteggio di 0-0 la settima giornata. Villalba, tunnel ai danni di Davide, parte lungolinea, Villalba sterza, rientra e poi cede il pallone a Schinina. Ancora Villalba qui però impreciso sul controllo, poi si spingono e si strattonano. Per l'arbitro però è semplicemente rimessa dal fondo. Grande guizzo di Villalba, azione personale, è infiammato il Tuliv. Siamo già dall'altra parte con Rafinha incaricato a battere questa rimessa laterale. Davide, ancora Davide, sale la pressione, il raddoppio di Zanchetta che non porta i frutti sperati, perché la rimessa ancora una volta per il Rieti. Ancora qui a colloquio l'arbitro con Zanchetta. Otto minuti e 3 secondi alla fine di questo primo tempo molto equilibrato, con la Saibert Laniene e il Real Rieti ancora ferme sullo 0-0. Ora ritorna il pallone, il portiere che cerca benissimo Jelocic, la sterzata, la suolata e il fallo di Villalba. E da dietro è rimasto uncinato con il piede sinistro di Jelocic. E il Real Rieti quindi guadagna una rimessa, un calcio di punizione, scusate, da zona potenzialmente molto pericolosa. Sul pallone, anzi no, Jelocic lo lascia lì, chiede a Fortino di andare a battere. Vediamo se è uno schema o se concluderà direttamente in porta. Fischia in questo momento l'arbitro, parte Fortino in porta, la conclusione potentissima però si spegne alto sopra la porta difesa da Jotim. Lunga per Del Ferraro, non ci arriva e Iavidoni quindi fa sfilare via il pallone. Rimessa laterale Rieti, pressione altissima, palla esce centralmente, c'è Iavidoni che stoppa e gira e scarica per Davide. Scusate, per Jelocic, cerca un'imbucata, pallone interessante, forse impreciso, comunque un malinteso con il suo compagno. E il pallone quindi è per la Saibert Laniene. Del Ferraro, Zanchetta dialoga con Schinina, ora Zanchetta si accentra, lascia con il tacco a Del Ferraro. Schinina forse non si aspettava questo pallone. Ora Rieti, il tiro potentissimo, Jotim però è attento e devia il pallone in fallo laterale quando mancano 7 minuti e 17 secondi. Arriva una rimessa laterale preziosa per il Rieti, che però ricomincia da Davide e Zanchetta in pressione restituisce il pallone al portiere.
Rafinha arriva su questo pallone, doppia solata, tiro in porta. Joatim è di nuovo vigile, blocca la sfera. Taloni del Ferraro. Schirina, tunnel di Schirina, bellissimo, crea superiorità numerica, il pallone per Zanchetta, il controllo e il tiro che esce di pochissimo. Bellissima azione di Schirina soprattutto, che ha creato la superiorità numerica con un tunnel, ha dato palla a Zanchetta, il controllo e il tiro poi impreciso. Ma grande opportunità adesso per la Saibert Laniene a 6 minuti e 51 dalla fine del primo tempo. Primavera, grande occasione, mentre Zanchetta è rimasto a terra. È entrato in campo Nicolas Lozzi, fisioterapista della Saibert Laniene. Fischia l'arbitro, ricomincia adesso. Del Ferraro anticipa subito, cerca Taloni, Taloni un po' si incarta, non riesce bene a gestire questa opportunità la Saibert Laniene. Per il tempo Zanchetta è uscito, però non sembra essere dolorante. Davide Jelocic per Rafinha, ancora Davide, c'è Batata su di lui, supera in un primo momento, poi scarica Rafinha. Ora Iavironi, ancora Jelocic, via centralmente con Rafinha. Del Ferraro intercetta, poi vanno in due. Ora adesso Batata si stacca, il pallone arriva al portiere che lancia via. Attenzione perché Jelocic ha fatto quasi un'acrobazia ma non è riuscito a tenerla il suo possesso, e quindi rimessa dal fondo per la Saibert Laniene. 6 minuti e 13 secondi alla fine, 0-0 il punteggio, 3 falli per l'Aniene, 2 per il Real Rieti. Ecco Joatim, solito lancia a cercare Sanna, fermato da Jeff in due tempi, arriva sul pallone, controllo così e così, la rimessa laterale però è proprio del Real Rieti, e quindi adesso con calma può impostare l'azione la squadra guidata dal tecnico Miki, che ricomincia ora dal portiere Micoli. Iavironi non ce la fa a tenere il possesso, un po' come è accaduto poco fa con Jelocic. Entrambe le squadre cercano molto la giocata a palla alta sopra la difesa avversaria. Ora Batata, testa alta dal pallone a Del Ferraro, scarica per Tim, utilizzato in maniera veramente frequente dai giocatori in maglia nera per uscire dalla pressione, e questa volta arriva anche il fallo ai danni di Sanna, e sono 3-3 i falli del Ferraro. Batata tiene palla un po' con il rischio, del Ferraro non la stoppa, attenzione perché però grandissima chiusura di Taloni. Siamo stati un po' impallati, non abbiamo visto bene, ma c'è stata una chiusura di Taloni sullo scarico. Ora Jeff ancora contro Sanna, Jelocic suolata ad accentrarsi, lo scarico dietro, Iavironi intercetta, poi Jeff lascia palla a Iavironi, numero 10. Azione qui, manovra elaborata, Rieti ritorna da Micoli, lancia a cercare Jeff che di testa la tiene lì, e poi però è Batata ad allontanare in rimessa laterale. 5 minuti e 3 secondi alla fine, gara molto intensa, siamo ancora però a secco di reti ma non di emozioni qui al Palatoliv. Ora la rimessa viene battuta, no, però è tutto regolare, sembrava invece non aver rispettato la distanza. Infatti adesso però l'arbitro glielo dice, lo fa notare a Sanna di rispettare la distanza. Cambia battuta, il pallone sul secondo palo, non ci può arrivare Jelocic sulla pressione di Batata. Ora Tim, Taloni, Batata di prima colpisce in testa Jelocic, per un momento è uscita di pochissimo, poteva essere davvero un gol beffardo.
Taloni, lancio bellissimo per Batata, ma non riesce, anzi sì, il possesso è ancora della Saibert Daniele. È stato Jelocic a toccarla per l'ultima volta. Rimessa laterale che sembra un calcio d'angolo, ovviamente è proprio a ridosso della lunetta. Taloni tira di prima, ancora calcio d'angolo, scusate, ancora rimessa laterale. Di nuovo palla dentro, c'è Sanna, vediamo se riesce a girarci. Primo momento, il tiro strozzato, è facile preda di Micoli. La pressione totale della Niente, stavano tutti nel tiro libero in poi, pressione veramente altissima. 4 minuti e 36 secondi, rimessa laterale Taloni, il pallone rimane lì per pochissimo. Attenzione Tim con il petto addirittura, sembrava Sanna poterci arrivare, ma invece poi c'è stato il petto di Tim ad allontanare il pericolo. Jeff all'indietro, il pallone arriva a Rafael lungo linea di punta e Tim con la sua solita parata riesce ad allontanare il pericolo. Ora sta aumentando l'intensità Rieti, 4 minuti e 18 secondi. Ci mettono un po' a battere questo rimessa laterale. La palla alta, non ci può arrivare Fortino, che adesso si chiarisce con il compagno. Tim si prende tutti i secondi e poi però allontana un po' nel nulla. De Luca con tutta calma si prepara a battere questa rimessa laterale. Il pallone arriva al capitano Jeff. Di nuovo arriva la pressione altissima dell'Aniene. Raffaele però arriva questa imbucata, poi Fortino la manda altissima, impatta così e così il pallone. Può ricominciare l'Aniene con Ciao Tim, ingaggia Taloni. Batata, difficile mettere giù questo pallone, adesso Taloni però con calma ricomincia per Batata. 3 minuti e 50 alla fine, ancora Taloni, richiama Tim, lancione per Sanna che non la tiene. Ennesima occasione simile non sfruttata dalla Saibert Laniene. Ora Fortino non ci arriva, sono tanti gli errori, è normale, le due difese stanno giocando una partita attentissima, veramente non lasciano spazio alle intuizioni dei singoli, alle giocate individuali. Ora Villalba, Sanna perde palla, il pallone arriva a Jeff, 1 contro 1 e qui Sanna commette un fallo, è il quarto dell'Aniene. Tanto serve l'intervento dello Spazzolone. 3 minuti e 21 secondi alla fine. L'Aniene passa in vantaggio ma solamente nel computo dei falli commessi. Sono 4 giocatori in maglia nera e 3 invece commessi dagli ospiti. Fortino si allontana, lascia quindi a Jeff l'incaricato di questa punizione. La lunga rincorsa è un tiro direttamente in porta, colpisce Schinina, rimessa laterale Rieti. 3 minuti e 20 secondi. Chiede la distanza, l'arbitro invece fischia il controfallo praticamente, quindi sarà rimessa laterale per l'Aniene, infrazione di tempo. Tim, ancora un lancio direttamente in porta, tiro tesissimo. Il lancio per Sanna si è trasformato in un tiro in porta, è uscito veramente di una manciata di centimetri sopra Micoli, che adesso batte questa rimessa dal fondo, cerca Fortino, solita sfida con Schinina, poi all'indietro per Jeff. Rafael, Zanchetta attentissimo, riporta via Daniele, pallone arriva a Micoli. Schinina in anticipo su Fortino, arriva Sanna costretto a girarsi in dribbling e dietro palla per Zanchetta, lascia lì per Schinina, 1-2 con Sanna.
Ancora Zanchetta, può puntare, peccato, ha fatto una grande giocata ma si è portato il pallone fuori. Geffe, De Luca, grande velocità, trova un lungolinea molto interessante. Team arriva in anticipo e lascia scorrere il pallone nel rimessa dal fondo. Già battuta con Villalba che la mette giù. Siamo già nella metà campo del Rieti. Ancora Villalba, prova un gioco di prestigio, ma viene fermato e allora il pallone ritorna a Schirinà. Zanchetta, viene messo giù da Raffaele e arriva il cartellino giallo anche per un giocatore del Rieti a 2 minuti e 22 secondi dalla fine. Fallo commesso da Rafinha. Dunque si iscrive nel tabellino dei cattivi il numero 27 del Rieti. Schirinà, Zanchetta, ricomincia da Villalba. La pressione del Rieti è efficace, qui Schirinà è stato costretto a forzare la giocata. Questo lancio di prima impreciso. Fortino, errore di distrazione, no. Non abbiamo capito cosa è successo, sembrava fuori, ma attenzione, fase confusissima del match. Sono stati 2 o 3 errori generali sia dei giocatori sia degli arbitri. Intanto team a terra. Chiediamo scusa per l'imprecisa cronaca, ma non abbiamo veramente capito cosa è successo qui vicinissimo alla nostra postazione. Effettivamente il controllo di Fortino, sul controllo di Fortino la palla sembrava uscita. Facciamo, signori. Si rialza in questo momento Gioa Team, nulla di grave, così sembra, fa ancora esercizi di stretching. Fortino mette fuori il pallone, ricomincia adesso quando mancano 1 minuto e 47 secondi. Zanchetta scarica Schirinà, Sanna, Villalba, ancora il dialogo con Schirinà. Villalba, controllo clamoroso, lascia poi il pallone fuori, ma la rimessa laterale è ancora per l'Aniene. No, invece no, adesso l'arbitro indica il fallo laterale per la Rieti. È un po' delicata adesso, continuano le proteste. Fortino cerca Rafinha, ora Rafinha, Davide, ancora per Raffaele, tira esce di pochissimo. Zanchetta, 1 minuto e 4 secondi alla fine. Schirinà gira tutta per Villalba, pressato da Davide. Ora Sanna non si intende con Schirinà, pallone esce, rimessa laterale Rieti, posizione interessante.
Rafael lascia il pallone lì, lo prende adesso, lo scarica per Davide. Ancora con pazienza Rieti, ora Zanchetta, per un momento sembrava poter prendere il pallone. Rafinha, Villalba, rimessa laterale adesso è per l'Aniene, il pallone tocca la copertura. Ora Zanchetta il tiro di prima, prova a spaccare la porta con il suo mancino. 38 secondi, vediamo come l'Aniene sfrutterà questa occasione. La palla alta per Sanna, si coordina al volo, pallone toccato poi anche da Schirina, ma ciò che conta per la squadra di Michi è che il pallone va sul fondo. Micoli, Fortino la mette giù, fa salire i suoi, cerca Rafael, Suolata, giocata pericolosissima, con la Suolata ha mandato via la copertura dell'avversario, ma il tiro si è stampato però al lato. Ora Rafael ancora centralmente, 25 secondi. Fortino, la rimessa dal fondo della Seibert Daniele. 20 secondi alla fine, team Schininati prima a cercare Taloni, la mette giù, la protegge, ricomincia per Villalba, 13 secondi, 12, 10, Villalba prova la giocata e ultima azione, 8 secondi, Schirina, tiro deviato, rimessa laterale, 2 secondi alla fine, forse c'è spazio solamente per un tiro, vediamo, no, c'è il fischio dell'arbitro, gioco fermo, si deve ripetere la rimessa laterale, intanto l'arbitro è a colloquio con Fortino. Due secondi alla fine, sembra quasi un calcio di punizione. Zanchetta, tiro deviato, calcio d'angolo, un secondo alla fine. Ultime speranze in questo primo tempo sono dell'Aniene, che proverà in questo secondo che rimane a sfruttarlo al massimo. Il tiro deviato e adesso manca veramente, arriva adesso infatti il fischio del direttore di gara. Il primo tempo si chiude con un risultato veramente insolito per un match di calcio a 5, finisce 0-0 qui al Palatolive. Ci risentiamo tra circa 15 minuti.
Ben ritrovati appassionati di futsal qui al Pala to Live, pronti per vedere insieme questo secondo tempo tra Cyber Telaniene e Real Rieti, sperando che la ripresa riserva almeno i gol, perché le emozioni ci sono state, qualche giocata interessante si è vista, ma il punteggio un po' insolito per un match di calcio a 5 di 0-0 lascia comunque presagire una ripresa tutta da vivere. De Luca e Yavimura sul dischetto, Yavironi scusate, sul dischetto. Inizia adesso il secondo tempo tra Cyber Telaniene e Rieti. Zanchetta recupera subito palla Laniene. Sanna scarica all'indietro per Team. Il lancio fermato da Jeffe. Poi Schirina non si ferma. Sembrava fallo. In realtà l'arbitro ha dato la rimessa laterale a Laniene. Tutto ok, comunque si rialza adesso il numero 11. Zanchetta caricato a battere questa rimessa laterale. Arriva Sanna, scarica con Zanchetta, Villalba, Suolata, il pallone per Sanna, dietro Zanchetta, la bomba, finisce fuori di pochissimo. Subito azione pericolosa della Cyber Telaniene, che ha iniziato in maniera ottimale questo secondo tempo. Ora Yavironi si gira, strozzato da Schirina, la conclusione, il pallone rimane lì, Villalba, la deviazione, ancora Rafael, all'indietro per Jeffe, respira un po' Laniene, Yavironi contro Schirina, passa, arriva De Luca, Jeffe un po' impreciso qui, permette a Laniene di salire. Lancio per Yavironi, Team con i pugni, lancia direttamente Villalba. Villalba il tiro, fermato da Micoli, in tuffo. Riprende ancora palla Laniene. Schirina, pallone deviata, arriva Zanchetta, dentro per Sanna, si gira, poi cade. Yavironi lascia il possesso, la deviazione è stata di Zanchetta e quindi è rimessa laterale per la Rieti. Yavironi costretto a ricominciare con la pressione di Del Ferraro, lascia il pallone a Sanna. Del Ferraro è un 3 contro 1. Sanna, il pallone è lungo di Del Ferraro. Occasione divorata qui perché era un 3 contro 1. Si dispera Del Ferraro. 18:36, secondo tempo iniziato adesso, ma c'è subito grande intensità. Adesso gioco fermo, Rafael riprende il pallone. Consueto giro palla dei Rieti, questa volta però è forzata, mentre c'è il fischio dell'arbitro, un richiamo alla panchina ospite. Un richiamo a tutta la panchina. Piuttosto severo l'arbitro nella panchina ospite. Ricomincia adesso la partita. Sanna la mette giù. Rimessa laterale a Niene. C'è Del Ferraro l'incaricato. Schirina. Ritornano a cantare i tanti sostenitori del Rieti. Cornice veramente apprezzatissima qui al Pala to Live. Ora Sanna protegge palla, arriva Villalba, il pallone però per Schirina. Giocata forzata, infatti si spegne sul fondo, rimessa laterale per la Rieti.
Jeff si avvicina De Luca, di prima la imbucata per gli Avironi, l'Alba lotta, pallone però ancora De Rieti. Jeff, il capitano, porta palla, imbucata per gli Avironi, del Ferraro è lì, lo pressa, non si può girare gli Avironi, all'indietro per Rafael, finta, sterzata, tiro di Jeff, finisce di molto lontano dalla porta di Ciao Team, quindi rimessa dal fondo giallo-nera. Schirina, Villalba, proprio su quest'asse Villalba ha fatto un grandissimo gol in Coppa Divisione su assist di Schirina, un pallonetto veramente delizioso. Ora Villalba vince un rimpallo, può andare al tiro, mette a sedere Rafael, tira con il mancino, la palla è lì e arriva la rete di Schirina, il gol dell'ex Angelo Lillo. Schirina fa impazzire il Palatoliv, 1-0, vantaggio Saibert Daniele su un'azione individuale di Villalba, arrivata la deviazione, poi il pallone se l'è ritrovato lì, la zampata vincente di Lillo e la Saibert Daniele passa in vantaggio 1-0. Si infiamma adesso il match, Schirina in scivolata, guadagna la rimessa laterale, adesso Rieti dovrà necessariamente alzare l'intensità. Nella gara apparsa molto bloccata e molto equilibrata, è arrivato l'1-0 della Saibert Daniele quando mancano 17 minuti e 4 secondi. Adesso c'è l'ennesimo richiamo da parte del direttore di gara, direzione nel complesso molto severa. È richiamato proprio l'autore del gol adesso, Schirina, colloquio con Rafael, forse l'arbitro ha visto qualche manata di troppo dentro l'area di rigore, in campo anche lo spazzolone. Inizia ora Jeff sul pallone, Rafinha, la scivolata di Zanchetta molto aggressiva. Ora ancora Rafael contro Zanchetta, questa volta temporeggia Rafinha adesso, Rafael all'indietro per Micoli, Rafael lascia Jeff, non può riprendere la Micoli, ora Sanna intercetta e mette fuori. Rimessa laterale per la squadra ospite, battuta ora 1-2, Davide supera Sanna, superiorità numerica, Sanna però è veloce a ritornare. Ora giocata di Rafael, calcio d'angolo, occasione Rieti, 16:35 alla fine. Attenzione, Sanna abbandona il campo dolorante, soppica nella gamba destra, entra Batata al suo posto e riprende ora anche la partita. Palla alta, troppo lunga, si impegna Rafinha ma è rimessa dal fondo. Comunque il possesso Aniene, Team cerca, attenzione la palla rimane lì, Batata si fionda, hanno anche rischiato di farsi malissimo perché il palo si sono tutti spinti l'un l'altro e sono andati a sbattere sul palo. Per fortuna nulla di serio. Ora Team, questa volta lancia bassa, Batata però si fa anticipare. Rafinha al tiro pericoloso, sembrava molto più velenoso di poi quanto effettivamente è stato, ma Team è riuscito a spedirlo via. Ora è di nuovo calcio d'angolo, sale la pressione, 16 minuti e 9 secondi alla fine. Calcio d'angolo Rieti, solito movimento, stavolta palla bassa, si libera della conclusione ma il pallone finisce sul fondo. Anzi no, è addirittura rimessa laterale. Quindi sta in procinto di battere Schirina.
Cambia tutto per Zanchetta. Poggia Rafael. Schiena di prima, palla deviata, rimane lì, ci pensa a Zanchetta ad allontanare. Jelocic. Davide. Fortino. Si gira il pallone per Davide e la grandissima conclusione di Davide porta la Real Rieti in pareggio 1-1. Giocata di Fortino che l'ha liberato al tiro e Davide gran botta di incrociare con l'aiuto del palo. Trafigge Joe Tim. 15:49 alla fine, torna in parità il match. Sono arrivate le reti di Schinina e di Davide. 1-1, secondo tempo davvero molto bello. Micoli, duello del Ferraro Fortino, va giù Fortino ma la rimessa è per la Saibert Laniene. Zanchetta del Ferraro Team, palla rischiosissima, cioè lancia a cercare taloni. Jelocic però è in anticipo e lascia uscire, rimessa dal fondo. Micoli, Rafinha, ecco Davide l'autore del, scusate, ecco Jelocic, Davide adesso l'autore del gol del pari. Rafinha, solida pressione Lene che recupera palla, è un 3 contro 3 ora. Taloni si impegna, vince questo duello, il tiro poi è alto. Dunque gara di grande personalità dell'Aniene. Rieti si deve impegnare tantissimo e portare via questa vittoria. Ancora un altro rimprovero dell'arbitro nei confronti adesso questa volta della panchina della Saibert Laniene. Jelocic contro Villalba. Ora Zanchetta, per un momento sembrava poter rubare il pallone. Davide il lancio, Zanchetta la prende, esce di pochissimo, ma comunque Micoli era lì vigile, la fa uscire. Ora cerca l'imbucata per Fortino, troppo lunga. Intanto cambio, esce Zanchetta, è entrato Sanna. Eccolo subito sul possesso del Ferraro. Ferraro colpisce in piano Fortino, arriva subito la copertura di Tim che cerca Villalba, fronteggiato da Davide, si appoggia a Del Ferraro. Eccolo Sanna, il lancio, palla alta a cercare Villalba che non riesce a tenere in campo il pallone. 14:33 alla fine. Rafinha non si intende con Davide, il pallone regalato alla Saibert Laniene, ricomincia Del Ferraro centralmente, allarga per Taloni, restituisce di nuovo il pallone al suo compagno. Ora Villalba prova ancora una giocata, rimane lì, Davide attento nella seconda ribattuta, Sana di prima, conclusione a sorpresa di Sana, velocissimo nel coordinarsi e calciare in porta. Il pallone è uscito di pochissimo sopra la traversa della porta difesa da Micoli. Rafinha un po' incerto questo controllo, ci arriva comunque Jelocic e poi Davide gestisce la sfera. Rafinha, punta Del Ferraro, la bomba non trova però lo specchio della porta. 13 minuti e 54, torna incessante il sostegno degli Ultras Boys del Rieti che man mano che passa sembrano aumentare i decibel. Fischio dell'arbitro, Tim inizia l'azione. Villalba ancora per Schinina, palla alta a cercare Sanna, anticipato di nuovo Fortino, ricomincia. Attenzione Sanna, ruba un pallone, Sanna la sassolata, Micoli la prende. Pericolosissima iniziativa della Saibert Laniene. Attenzione qui, fischio dell'arbitro. Rafinha si è messo in mezzo per non far battere l'azione, poi si è messo in mezzo anche l'arbitro per evitare discussioni. Decisione saggia. Ora c'è Schinina
battere questa rimessa laterale. Il pallone è per Pezzin, appena entrato, sbaglia l'appoggio, ma per fortuna il pallone è ancora della Saibert Laniere. Momento delicato del match. 1-1, 0-0 invece i falli. 13 minuti alla fine. L'imbucata per Sanna, tiene palla, resiste agli urti, scarica per Schinina. Ora Villalba, il pallone leggermente impreciso, Villalba però lo tiene. Sanna, Schinina, rinviene per fortuna della Saibert Daniele. Il pallone è di nuovo in possesso. Attenzione, siamo già a Villalba, 1 contro 1. La puntata improvvisa ruba il tempo a tutti tranne a Micoli, che è attentissimo e devia in calcio d'angolo. Batte Schinina, palla dentro per Villalba, la palla però rimane lì. Jeff adesso ad uscire dalla pressione centrale per Rafinha, che si gira, non ha nessuno intorno, può tenere palla, chiama ancora in causa il suo compagno capitano Jeff. Fortino si gira su Pezzin che commette fallo. Viene scusa Riccardo Pezzin. 12:59, si sblocca il tabellino dei falli. 1 per l'Aniene, 0 per il Rieti. Rafinha sul pallone. Due possibilità. Jeff è vicinissimo, che sembra intenzionato a calciare, e Fortino tutto solo dalla parte opposta, pronto a far esplodere il suo mancino. Parte Rafinha, il Jeff di prima, arriva Fortino, scarica ancora all'interno per Jeff, del Ferraro in pressione, arriva Jelovcic, impegnato nel duello contro Villalba, spinge via, enorme la differenza di fisico tra i due. Arriva Micoli, lancia, cercare Fortino, l'attenta chiusura di Schinina, poi Sanna si deve impegnare tantissimo per mantenere il possesso. Schinina va via su Fortino, crea la superiorità, ma Jeff è attentissimo. Adesso il Rieti di qualità esce da questa pressione, ancora Micoli, la palla tesa, Schinina in un'acrobazia la manda via, ma il pallone va a finire sulla struttura, sulla copertura del Palatolib, e quindi sarà rimessa laterale del Reale Rieti quando mancano 12 minuti e 15 secondi alla fine. Jeff è in possesso, l'imbucata degli Avironi, si gira la sterzata, la gran botta alta di pochissimo, una fiammata questa degli Avironi veramente molto pericolosa. Saibert Daniele si è fatta sorprendere da questa suolata molto interessante, ma per fortuna per il tecnico Medici la palla è uscita di poco sopra la traversa. Ora rientra di nuovo lo spazzolone, 12 minuti e 4 secondi alla fine, 2 le reti, 1 i falli, equilibrio totale qui alla Palatoliv. Comincia adesso, 12 minuti e 3 secondi alla fine. Batata, possesso palla Aniene, Zanchetta, Schinina, pressione alta, ancora un tunnel di Schinina. Sanna esce dalla pressione benissimo, gestisce il pallone per Batata, ricomincia da Sanna e cala anche il ritmo. Adesso poteva essere una transizione molto velenosa. Schinina adesso con un po' di affanno si libera di Ieffe, ancora 1-2 con Zanchetta. Sanna, Zanchetta, Schinina, palla alta, non ci arriva Batata. 11:32 alla fine. Esce Jelovcic, lascia il posto a Davide e batte ora la rimessa. Cambia gioco, il pallone però è troppo lungo, non ci può arrivare gli Avironi. Schinina, Batata, ora Batata centralmente
Zanchetta di prima per Schirina, palla alta, vediamo se Sanna riesce a tenerla giù. Ci arriva Davide, ci mette il gambone e l'Aniene guadagna una rimessa laterale da zona molto pericolosa. Siamo già nella tre quarti avversaria. C'è grande movimento in area, la soluzione di Badata era direttamente in porta, cercando magari una deviazione, ma è soltanto rimessa dal fondo. Nicoli lancia corto per gli Avironi, si gira come prima, punta Schirina, arriva a Carrello Ieffe che guadagna un calcio d'angolo. 11 minuti e 5 secondi, spinge adesso il Real Rieti, deve resistere l'Aniene, servirà adesso tutta la concentrazione possibile. Ancora calcio d'angolo, il pallone poi si incastra con una deviazione molto simpatica, si è incastrato nella finestra. Calcio d'angolo Rieti, si prende tutto i secondi, ma c'è subito il contropiede con Schirina, tiene palla, resiste e l'arbitro inizialmente sembrava poter proseguire, ma invece ha fischiato il calcio di punizione e quindi è 1-1 anche sui falli commessi. 10 minuti e 56 nel frattempo, esce Batata, sta entrando Villalba e insieme a Villalba entra anche lo Spazzolone. Parte Sanna, lascia Zanchetta, potentissima fermata da Micoli. Davide, forte la pressione dell'Aniene, Zanchetta restituisce il pallone a Tim, lancio direttamente in porta, la prende Micoli, ancora il passaggio per Tim. 10:32 alla fine. Bel dialogo qui di Iavironi con Rafael. Iavironi, conclusione, la prende Villalba, tutto regolare tra le proteste del pubblico retino e della panchina ospite, ma c'è ancora questa giocata di Villalba che non porta però dei frutti alla Seibert l'Aniene. Ora scivola anche, si salva ancora l'Aniene, 3 contro 2. Gli Avironi, grandissimo sombrero, tira al volo di Davide, pallone fuori. Successo un po' di tutto, dalle proteste del Rieti al contropiede Aniene, poi contropiede. Ma fatto sta che il pallone adesso sta nelle mani di Tim del Ferraro. Villalba, Taloni, pressato, butta via il pallone. 9 minuti e 49 secondi alla fine. Rafael, Davide lungo per Fortino, la tiene, si gira e ricomincia da Davide in posizione centrale. Arriva Rafinha, fronteggiato da Villalba che non stacca le mani e quindi commette fallo. Decisione ineccepibile. Calcio di punizione Rieti. 9:35 alla fine. Fischio dell'arbitro. Rafinha lascia il pallone a Fortino.
Parata di Tim o deviazione di Sanna, non si è capito, il tiro è stato veramente potente. L'arbitro sta contando nonostante il pallone fosse lontano, fa battere velocemente Rieti. Conta anche adesso. La gran botta, ancora una respinta di un giocatore della Saibert Laniene, in questo caso di Schirina. 9:23 alla fine. Possesso Rieti. Pressione Aniene. Rafael si ritrova il pallone sotto la suola, non riesce a controllarlo bene. Del Ferraro. Pezzin cerca l'imbucata per Sanna, che commette fallo come nel primo tempo. Stessa dinamica, se lo ha fischiato nel primo tempo è giusto fischiarlo anche adesso. Terzo fallo Aniene, quindi e come spesso è accaduto dopo ogni fallo la spiegazione in campo. Fortino. Rimessa laterale. L'arbitro è andato diretto sulla zona dove era uscito il pallone, sembrava dare un calcio d'angolo, ma invece ha dato la rimessa laterale. Niente. Pallone lungo, Sanna si impegna di testa alla spizza, ma il pallone arriva a Micoli. Scarica per Davide, lancio a tagliare il campo, non ci può arrivare Fortino. Del Ferraro. Tim. Lancio di Tim per Sanna, Micoli si impegna, Taloni poi non arriva su questo tap-in, anche se stava fuori dall'area, ha provato una sforbiciata, il pallone non l'ha impattato, Tim di testa come un difensore. Rafinha, incaricato a battere questa rimessa laterale. Rafael, punta Taloni, scambio con Fortino. Rafinha di prima, attenzione, Sanna da solo, c'è Pezzin, libero a destra, arriva in ritardo il suo passaggio, ora Pezzin spreca un'occasione clamorosa, la Saibert Laniene, era un 2 contro 1. Ora siamo già dall'altra parte con Fortino che cerca Rafinha, Davide, Taloni capisce tutto e parte, Taloni si allunga poi il pallone, ora Rafinha e Fortino demolito dal contrasto con Del Ferraro. Non c'è però il cartellino, solamente fallo, è il quarto della Saibert Laniene adesso. Fischio dell'arbitro, si torna a giocare, 7:58 alla fine, punizione Rieti, c'è Rafinha, Pezzin in barriera, Rafinha la gran botta, esce di pochissimo, ma Tim comunque dava la sensazione di essere lì. Lunga, palla per Pezzin, la protegge, la tiene giù, poi gli viene sottratta. Secondo ammonito della partita della Saibert Laniene. Pezzin però sfugge dal richiamo dell'arbitro, torna in campo per ricevere il cartellino giallo e quindi terzo ammonito della gara, secondo della Saibert Laniene, Riccardo Pezzin, per questo fallo e soprattutto per il quinto della Saibert Laniene, che allunga e stacca gli avversari nel computo fin qui molto equilibrato di falli. Iaveroni protegge palla, scarica per Rafael, cambia tutto a cercare Jelovcic. Vidano Jeff contro Schirina, la palla però rimane lì.
non ne approfitta al meglio l'Aniene, comunque allontana la minaccia. 7:36 alla fine. Jeffe 1-2 con Rafael, contro movimento Jelocic, riceve ora il pallone, c'è la pressione a tutto campo di Villalba. Ora Jeffe, ora Jelocic supera adesso con 1-2 la marcatura. Gli Avironi un po' in ritardo nel restituire il pallone, il possesso rimane però della squadra ospite. Ora gli Avironi perde l'occasione, stava per tirare, poi all'ultimo la decisione di servire il compagno, ma si è allungato troppo il pallone. Rimessa laterale Rieti, nel frattempo Jelocic all'indietro. 7 minuti e 5 secondi alla fine. Rafael ora con calma, la palla alta per Jelocic. Team facile lettura. E su questa azione arriva il time out di Mister Medici. 6:59 alla fine. L'Aniene gioca la carta del time out. Ricomincia la partita dopo il time out della Saibert L'Aniene. Schirina, palla lunga, palla esce. Jelocic batte la rimessa laterale sotto la nostra postazione. Arriva Jeffe per Davide. Adesso Rieti parte basso. Pressione solitamente alta dell'Aniene. Migoli lancia a cercare Davide, ma il pallone arriva a Del Ferraro. Villalba in mezzo a due. Ricomincia Del Ferraro. Schirina. Il Zanchetta solo, viene servito. Ancora Del Ferraro. All'indietro per Team. Lancio. Jelocic attentissimo in chiusura. Scusate, era Davide. Attentissimo in chiusura. 6:23 alla fine. Del Ferraro, rimessa dell'Aniene per Villalba. Schirina di prima a cercare Zanchetta che tiene il pallone, non vince però il contrasto. Ora Villalba, grande anticipo, 2 contro 2. Villalba supera un avversario, viene messo giù, c'è la regola del vantaggio. Zanchetta, il palo! E il palo nega la gioia del gol a Zanchetta, che ha calciato con il piede non suo. Comunque non ha dato il cumulativo, non era semplicemente fallo, quindi non era vantaggio. E l'Aniene, quindi il Rieti, scusate, rimane ancora con un fallo commesso. Quando siamo arrivati a 6 minuti e 7 secondi dalla fine. Jeffe imposta Jelocic. Ancora Jeffe. Imbucata, non trova Davide. Possesso che diventa adesso giallo-nero. Rimessa laterale Maschinina. Team ci stanno, solito movimento offensivo. Ma Team la gioca corta per Villalba. Zanchetta cerca Luisanna, la tiene in campo. Schirina.
L'imbucata, capisce tutto Jelocic, che trasforma l'azione da difensiva in offensiva, ma sul più bello perde il guizzo e regala il pallone a Jaudim. Villalba, Sanna cambia tutto per Schirina di prima. Il passaggio tra le righe per Zanchetta, che cerca l'imbucata per Sanna, si gira e qui c'è qui c'era un fallo netto non fischiato a Sanna, e nelle proteste Zanchetta viene anche ammonito, ma almeno dalla nostra postazione il fallo era nettissimo, però l'arbitro magari da un'altra visuale ha visto il presunto contatto con il pallone. Sanna ancora è una bestia, anche Zanchetta, vero, molto nervosismo in campo a seguito di questa decisione dubbia dell'arbitro. Quindi Zanchetta, terzo ammonito della Seibert Laniene, giallo per proteste. (5:14) alla fine, tutto pronto per tornare a giocare. Rimesso laterale Seibert Laniene, cioè Schirina incaricato a battere Sanna nelle vicinanze. Vediamo se proverà subito una conclusione, infatti è così, ma la conclusione però si stampa altissima sopra la traversa di Micoli. Jelocic, ricomincia l'azione di impostazione del Rieti. Attenzione Rafinha, buca una marcatura da Sanna, Rafinha sul secondo palo, la palla è lì, Zanchetta allontana, Villalba supera giocatore avversario, ma poi si trascina il pallone sulla rimessa laterale a favore della squadra di Mister Miki. E ancora una infrazione di tempo, ci mette troppo Jelocic. La rimessa diventa della Seibert Laniene. 4 minuti e 54 alla fine. Zanchetta calcia subito di prima, di nuovo adesso per Schirina, che va lui a concludere. Stesso epilogo, però il pallone non entra. Ora Davide Iavirona, solito lavoro di protezione e scarico, cerca Rafinha, fermato da Zanchetta. Ancora Iavirona, Rafinha, spalla alla porta, fermato da Zanchetta che riruba il pallone elegantemente, e poi lo stesso Rafinha perde il pallone e verrà adesso ammonito. Dunque cartellino giallo anche per Rafinha. e 31 alla fine, ricomincia la partita. Sanna, Zanchetta, Schirina, palla alta, non può arrivarci Taloni, si riprende con una rimessa dal fondo per il Real Rieti. Micoli, lancio lungo a cercare Fortino, Zanchetta ci mette il gambone. Uno, due, Fortino di prima, intorsione, c'è la risposta però di Tim. 4:16 al triplice fischio. Ci mette un po' a battere e qui Jeff calcia su Taloni, si è sentito distintamente il suono, ma siamo già dall'altra parte con Davide, fermato da Sanna. Ritmi comunque altissimi, è difficile prendere una decisione per il gruppo arbitrale, ma sono sempre molte le proteste.
sia dei giocatori in campo che del pubblico. Ora questo tiro cross sul secondo palo, ha visto uno scontro tra Rafael e Tim, che ha avuto la peggio e sta ancora a terra. Tutto ok per Tim, che ha fatto spaventare la Cyber Tellaniene. Si rialza e torna a giocare. 3:58 alla fine. Jeff sul pallone, lottano Fortino e Zanchetta, tutto regolare. Fortino va giù con molta facilità. Rimessa laterale di Cyber Tellaniene. Zanchetta dall'altra parte per Taloni. Lancio per Sanna, preciso, la mette giù di petto. Poi Davide mette in fallo in calcio d'angolo. Schirina pronto sulla battuta. (3:46 alla fine). Schirina, palla alta, Sanna con il petto la stoppa e l'Aniene guadagna ancora una rimessa laterale da più o meno dalla 3/4, altezza del tiro libero. Ancora Schirina l'incaricato a battere questa laterale contro il movimento di Sanna. Il tiro improvviso e la parata di Micoli, che la mette in fallo laterale. Rimessa laterale ora per la Real Rieti. (3:37). Davide fa salire la squadra. Pallone a Jeffe, lungo linea per Fortino. Azione a spazio, la palla rimane lì, azione un po' confusa, deviazione ancora di Rafael, ma Tim è attento e vigile. E ora contropiede Aniene, Zanchetta, Taloni resiste nella lotta con Jeffe però rimane a terra, accusa un colpo. Tutto ok comunque, facendo di stare bene. Calcio d'angolo, chiama lo schema Sanna. Taloni, palla fuori proprio per Sanna, la suolata, il tiro con il mancino. Forse c'è stata una deviazione, non è della stessa opinione l'arbitro, ma il Rieti sciupa questa occasione di ripartenza. Ora Schirina, Zanchetta, batte in fretta, l'arbitro già contava. Palla bellissima, messa giù da Sanna, poi Taloni, non esce la palla, c'è Jelocic punta la porta avversaria, il tiro centrale, la parata di Tim, si alza in fretta, non c'è un attimo di tregua. Taloni la mette giù con il tacco, ancora una palla persa, c'è Fortino, Taloni recupera e conquista anche il fallo. Terzo fallo Real Rieti. Taloni si è fatto il campo avanti e indietro per 3 volte consecutive prima di ricevere il calcione. Davvero grande esempio di sacrificio da parte del capitano della Cyber Tellaniene. Ora Schirina,
lancio deviato e rimessa laterale quando mancano 2 minuti e 30 secondi. Ora Villalba, ancora per Schirinà, Del Ferraro, Tim prova il lancio per Sanna, la stoppa di petto ma non è proprio preciso lo stop. Ora Davide ad impostare per il Rarieti, con calma Jelovcic, sempre Fortino in agguato, si muove tantissimo, pallone arriva a Jeffe, Rafael, eccolo Fortino, si gira, lascia il pallone a Jelovcic, situazione analoga al gol del pari. Ancora Jelovcic, le finte, non ci casca però Villalba, recupera palla, il contrasto rimane lì, Del Ferraro non tocca la copertura, quindi è tutto regolare. 1 minuto e 45 alla fine, ancora Jeffe, sbaglia ancora un passaggio ma la palla rimane lì, Fortino, Del Ferraro, la grandissima lettura, poi Villalba, attenzione perché è un 3 contro 1, Villalba recupera tutta la formazione del Rieti, Schirinà, occasione sprecata, velocissimo Rieti a tornare nei propri blocchi. 1:20 alla fine, Tim lancia per Sanna, pallone troppo alto. 1 minuto e 16 e arriva il time out chiesto questa volta dal Real Rieti, dal tecnico Michi. Riprende la partita, 1 minuto e 16 alla fine, 1-1 tra Saibert Laniene e Real Rieti. Al gol di Schirinà è arrivato il pareggio di Rafael. Ora Jelovcic, ora Rafael, imbucata, capisce tutto Zanchetta e poi Sanna allontana via, c'è Micoli, 56 secondi, Jeffe, Jelovcic, lungolinea per Fortino, l'indietro per Jeffe, palla ancora dentro per Jelovcic, il pallone esce di pochissimo a 44 secondi dalla fine. Un brivido per tutti i sostenitori della Saibert Laniene. Calcio d'angolo, Jeffe sul pallone, troppi secondi, occasione sciupata. È la terza infrazione di tempo che commette il Rieti. Schirinà, pallone per Sanna, resiste alla spallata, la solata poi non porta a buon fine. Ora Fortino, 30 secondi alla fine, Jelovcic impegna Schirinà, una gran botta, Fortino leva il gol a Jelovcic perché Tim si era lanciato al di là della traiettoria del pallone e Fortino ha fatto proprio da difensore aggiunto e ha di fatto salvato la porta dell'Aniene. 26 secondi, non batte Villalba, non abbiamo capito cosa è successo e la rimessa adesso diventa della Real Rieti con Jeffe. 22 secondi, l'imbucata per Fortino, esce Tim, 18 secondi, non perde tempo, cerca subito Schirinà, 14 secondi, Schirinà, il guizzo, il tiro sul secondo palo, fermato, c'è Jeffe, Zanchetta resiste, 7 secondi, rimessa laterale per il Rieti, Fortino, Rafael,
l'imbucata per Fortino, esce di pochissimo a 2 secondi, incredibile, 2 secondi Fortino, il pallone credo sia uscito di una manciata di centimetri, colpo di testa e arriva il triplice fischio qui al Palatuliv. La Saibert Laniene strappa un punto che valgono 3 forse per il momento che sta vivendo la squadra di Alessio Medici contro una corazzata. Finisce 1 pari al Palatuliv, Saibert Laniene stoppa il Rarieti. Bellissima partita, secondo tempo molto emozionante, gara tutto sommato molto equilibrata, anche un po' bloccata. Dal Palatuliv è tutto. Appassionati di futsal, ci vediamo martedì qui al Palatuliv per la gara contro l'Italselvis Pesaro, il recupero della terza giornata di campionato.